Con la festa di Nostra Signora del Soccorso si conclude un'estate intensa per quanto riguarda l'attività della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra e dell'oratorio, ma non si ferma qui. Dopo la festa della Madonna del Soccorso, partiranno un po' tutte le attività pastorali della nostra parrocchia e quindi parte il catechismo, tutti i vari momenti e poi ai primi di novembre ci sarà l'inaugurazione dell'oratorio invernale per tutti i ragazzi. Che attività verranno proposte? Quest'anno stiamo lavorando, ci stiamo preparando per un oratorio invernale esplosivo, nel senso tante attività tutti i giorni. Al lunedì faremo delle attività di oratorio di creatività, al martedì ci sarà il pomeriggio il doposcuola, il mercoledì il corso di chitarra per tutti i ragazzi e il giovedì ci riposiamo, il venerdì invece ci sarà il corso di chitarra e poi ci sarà il doposcuola tutto il pomeriggio dopo la chitarra e il sabato dopo il momento del catechismo, il momento dello stare insieme con i ragazzi, col gioco, la merenda fino al termine della giornata, quindi 5 giorni intensi. Quanti ragazzi ruotano attorno a questa realtà? Dipende da giornate, soprattutto per l'attività del teatro sono una cinquantina di ragazzi, mentre gli altri giorni un po' meno, forse un po' di più nella chitarra, però non è tanto il numero quanto è il desiderio di fare comunità, di fare famiglia. Loro sanno che tutti i giorni la porta è aperta, facciamo casa, facciamo famiglia nel nostro oratorio. Ad aspettarli, ad accogliere i ragazzi, gli animatori senza i quali questa attività non si potrebbe svolgere. Bravissimo, questo è importante e questa è la cosa, di fare squadra ma animatori di tutte le età, giovani, ragazzi e adulti.